Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e come sempre questo è Ciccio Benza. Oggi è giovedì ragazzi, giorno lavorativo per la maggior parte delle persone, giorno lavorativo anche per me, ma sono in ferie. Ma sì, ma in fondo, ma chi se ne frega? Gruppone di 4 motorette, insomma 2 motorette e 2 moto. Gruppone di ragazzi, c'è qualcuno del gruppo Himalayan Veneto, c'è qualcuno di un altro gruppo Telegram di off-road. Mi ci sono aggregato per andare a fare qualche giretto sul bellissimo Monte Grappa. Dicevo che non ho mai girato in grappa fuori strada, oggi vediamo cosa mi riserva la situazione. Andiamo come vedete con l'XT, non con il desertone, perché sto cercando di fare un po' attenzione a portarlo in fuoristrada perché non mi è ancora arrivato il cerchio, e perché nell'incidente che ho fatto su Monte Corna, vi lascio qua in alto il link, purtroppo ho battuto anche il cerchio anteriore, quindi devo cambiarlo. Il giretto dovrà essere super facile, mi dicono. Come al solito sono super in ansia. Godiamoci intanto la salita per Cima Grappa. A few moments later. E come sempre io sento la moto che va avanti in drag come fosse una danzatrice del ventre, guarda. Secondo me è la pressione delle gomme. Ieri ho provato a gonfiare un po' di più, erano meno di 1,5, adesso l'ho messa a 1,6, 1,7. Prossimo giro proverò a metterle a 2, almeno quella dietro, vediamo. Figo, finora easy. Bene, bene, che bene. Tutto ok? Allora, vorrei provare a stare un po' in piedi, vediamo. Ok. Bah, è comunque super scomoda. Abbastanza scomoda in piedi, cioè non mi fa male pianta dei piedi, però ho il manubrio troppo basso, ragazzi. Dovrei alzare il manubrio almeno del doppio. Comunque ragazzi, ve lo dico, cioè da quando per fare fuoristrada uso la maschera è stata una svolta vera ragazzi per il respiro. Cioè non ho più l'aria calda dentro il casco, non ci soffio più dentro, non mi respiro più la mia aria piena di anidride carbonica, soprattutto quando sono in affanno per la stanchezza o per la tensione, e con la maschera invece respiri fuori. Certo, se piove o se ti becchi pozzanghere bevi acqua, però va bene, dai, insomma, quello se manco. Oh, comincia il panorama. Oh, guarda che bello. Guarda che ben, occhio che non mi coppo a guardare il panorama come al solito. Signor Benza qua. Oh là, bellissimo, bellissimo, ciao, bellissimo, 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 bellissimo. C'è. Tranquillo, è rimasto un po' indietro, ma c'è, lo sto controllando io. Devo dire che da buon pigro quale sono, perché effettivamente sono un po' pigro, possiamo dire di no, la guida in off-road da seduto è estremamente comoda, stanco molto molto meno. Salve. Mi raccomando ragazzi, salutate sempre se trovate dei pedoni o altri utenti del sentiero, perché vi tenete tutti in armonia. Guarda che bello, guarda qua che bellezza, guarda qua, guarda che roba, guarda che bellezza. No, vedi, cioè sono troppo chinato in avanti, dovrei viaggiare così o così, ma mi sarei appeso al manubrio, non mi piace. Non mi piace ancora, devo capire
bene come settare sospensioni, pedane e manubrio di sta moto per poter stare in piedi. In realtà questo è il tempo migliore, la condizione meteo migliore per fare giretti, perché non che se soe che ti batte troppo forte, non fa troppo caldo. Ah vabbè ragazzi, cioè con l'XT c'è sempre un gioco da ragazzi qua, a parte i rovi. Ecco, questo è già little more dissested. Non è arrivato, sì. Porco, l'ho visto male, l'ho visto malissimo, ma si è salvato. Figo, 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 molto figo. Sento il culo andare via continuamente, devo capire ancora un po' che cosa da settare questa moto al meglio. Peccato per la foschia, cavolo. Quanti metri siamo? 1775. Effetto Silent Hill qua. Effetto Silent Hill. Bene, bene. Beh, io non è sta grandissima. No. Ripartiamo dal Grappa dopo una breve sostina riposante. Adesso continuiamo con questo giretto molto easy, molto bello. Peccato per questo effetto Silent Hill che è un po' rovina il panorama, però rende comunque affascinante il Grappa. Fabio davanti che ci guida con l'Himalayan, poi c'è Alessandro col V-Strom e dietro di me c'è Massimo col Tenere. Frigo, molto frigo. E via, altro sterratino. Mi ricorda la bassa del Saltello in Toscana. Peccato che è durato così poco, perché era molto bello. Ecco qua un panoramino non da poco. È mostrato l'unica strada in Italia col divieto per le biciclette. Ho visto. Questa è la famosa strada, con questa qua vai giù in centro a Cismone del Grappa. Ok. Non è il divieto. È quella divietata. Il divieto brutale, qua a 500 metri c'è proprio il divieto. Sì, sì, sì. Ho capito qual è. Molto bella. Questo sterrato qua è veramente bellissimo, cazzo. Facile, leggero, puoi dare un po' più di gas. Sì, proprio bello. Anche lui aveva sbagliata, perché l'hai guardato lui.
Ok. Nader Sterraten. Altro taglio. Veramente stupenda, cazzo, così in costa con tutto il panorama, proprio bella, cazzo. Ok, è proprio un giretto easy easy. Comincia ad avere un po' di fastidio al piede, devo dire la verità, con lo stivale. Vabbè. E adesso ci fermiamo per un ristoro. Cinghialino? Patate contadine e compagnia. Salutate per il video. A few moments later. Ed eccoci qua, ormai siamo scesi. Siamo passati da Cimagrappa ai colli intorno a Romano Zezzelino. Bello, bel giretto, dai. Mi sono divertito. Ed eccoci arrivati. Bene. Fatto fare un giretto delle colline qua. Top. Come bonus. Faccio grazie di tutto, Grazie mille Fabio, veramente. Giretto spettacolare. Grazie ad essere usciti. Un grande. Un grandissimo. Figata. Piacere. Alla prossima. È stato un piacere, oh. Ma organizziamo qualcos'altro, però no, fermiamoci adesso. Ho visto anche il Friuli. Tocca a voi. Friuli tocca a lui? Andare a mangiare a Daniele Saudis, cosa via. Madonna, ma organizziamo, dai, sentiamoci. Sentiamoci, organizziamoci, dai, direi. A few moments later. Adesso non mi resta che tornare a Padova. Posso anche risparmiarvi la noia del rientro verso Padova, ma per voi passerà in un secondo. Ed eccoci qua. Ve l'ho detto che per voi sarebbe stato una frazione di secondo. E oltre a essere arrivati a Padova, siamo praticamente arrivati. Spero veramente che questo video vi sia piaciuto. Un giretto facile facile, nulla di che, fuori porta, un po' sterrato con l'XT da leccarsi i baffi. Non vi resta che iscrivervi al canale se siete arrivati fino a qui, attivare la campanellina per restare aggiornati sulla pubblicazione di tutti i miei contenuti. Poi potete lasciare un bel like a questo video e agli altri video, commentate sempre cosa ne pensate, fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!